Buonasera a tutti. Ci troviamo in questo incontro di questa sera a completare il capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 32 al versetto 37. Però prima di leggere questi versetti dal 32 al 37, voglio un attimo ricordarvi l'ultimo versetto che abbiamo letto proprio venerdì scorso. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. La presenza dello Spirito Santo, questo tremore, ci pone delle domande che poi cercherò di rispondere, ma cercherò soprattutto di cogliere quello essenziale che c'è in questo ultimo versetto che abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ora ascoltiamo dal versetto 32 al versetto 37. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava a sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza alla risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Abbiamo visto come si vive dopo dello Spirito Santo. Il tremò quel luogo non può star fermo, come non possiamo star fermi noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, sia nel battesimo, sia quando ci si è sposati, sia nell'ordinazione sacerdotale, sia nelle ordinazioni religiose. Quello Spirito Santo che mette il fuoco dentro di te. C'è una preghiera breve. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. E il fuoco dell'amore di Dio, dello Spirito Santo, è il fuoco dell'amore del Padre, del Figlio. È il fuoco soprattutto che ci porta a riscoprirci ogni giorno sempre di più, legati e chiamati da Lui. E anche la forza che ci richiama a condividere con gli altri. Dopo dello Spirito Santo non solo c'era il coraggio di proclamare con franchezza la parola di Dio, di proclamare con franchezza il Verbo che si è fatto carne, che è morto ed è risorto per noi e ci ha dato la vita, ci ha dato una nuova vita. E in quella nuova vita che siamo chiamati a camminare ogni giorno. Non a caso quest'oggi forse abbiamo letto
abbiamo letto questo brano, questi pochi versetti, che ci riportano anche alla festività che oggi facciamo, festività di San Giuseppe Lavoratore. È una festività che ci richiama alla dignità del lavoro, alla dignità di essere concreatori con Dio. E non può essere che così, perché chi riceve lo Spirito di Dio non può che concreare con Dio, non può che farsi prossimo degli altri, non può ritenere sua proprietà quello che ha, ma quello che ha con la parola di Dio, col Vangelo ce l'aveva detto, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quel condividere, l'essere solidari. Oggi forse in questo momento difficile abbiamo paura di condividere, abbiamo paura di essere solidali, perché forse abbiamo paura che venga a mancare a noi. Ma negli Atti degli Apostoli ci dice una cosa e ci sottolinea una cosa molto importante, che tutti avevano il necessario. Direi ancora qualcosa di più. Direi che chi dona con generosità, senza fare i conti, deve sapere che se dona uno, il Signore gli torna dietro a 100. E chi si fida di Dio, anche nel donare al prossimo, che non gli verrà a mancare niente, è sicuro, è certo, che quello che ha bisogno per vivere in maniera dignitosa, Dio non glielo farà mancare. Dio glielo darà. Ce lo darà. Perché questo discorso vale anche per me prete, nel condividere con gli altri. Dio ci dà, ci riempie le borse più di quello che noi le abbiamo svuotate. È bello sentire quella generosità di Barnaba, che è il discepolo che diventa compagno di Paolo nei viaggi missionari di Paolo, e che più di una volta ha tirato via dalle grane Paolo, lo ha difeso, lo ha tolto da chi voleva colpire Paolo. Questo ci fa capire una cosa ancora di più. Un cuore generoso, un cuore pieno dell'amore di Dio, è un cuore che non fa calcoli. È un cuore che sa darsi completamente tutto. Chiediamo allora al Signore quest'oggi di possedere questo cuore generoso, questo cuore infiammato dallo Spirito Santo, dell'amore di Cristo, che ci porti a riscoprire proprio il dono prezioso di Cristo. E voglio concludere questo momento di riflessione con la preghiera del Veni Creator Spiritus. Vieni, Spirito Creatore. Lui crea un cuore nuovo in noi, perché noi sappiamo creare e concreare alla maniera di Dio. Vieni, o Spirito Creatore, vita nelle nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima,
dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite, col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. La luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Signore, uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di custodire nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del tuo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giuseppe, lavoratore, benedica Dio Onnipotente le vostre famiglie e il vostro lavoro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona serata e buona settimana e soprattutto buona salute a tutti.